Benvenuti cari telespettatori, accompagnati dalla musica che segnala l'ingresso in campo delle due squadre. Siamo a Badia per il recupero della quarta giornata del campionato di Serie A di rugby. Di fronte il Badia 1981 con il Verona Rugby, con Michele Mortali, il capitano, che dà il 5 e il benvenuto in campo ai suoi compagni di squadra. Divisa antracite, più scura nella parte bassa, più chiara sulle spalle, pantaloncino nero e calzettone nero per il Verona Rugby. Divisa invece bianca con fianchi blu, pantaloncini bianchi e calzettoni azzurro e blu per il Badia 1981. Sta per andare in scena la quarta giornata e il recupero in realtà di questa partita, che era stata inizialmente programmata a Verona, poi spostata a Badia per la concomitanza a Verona della partita internazionale di Romania e Uruguay, poi in realtà sospesa per problemi sanitari legati al Covid e ora riprogrammata in questa giornata di fine novembre. Temperatura sugli 8 gradi, tempo tipicamente autunnale ma tutto sommato sereno. Calcio d'inizio affidato a Michele Mortali, recuperato ora dagli avanti della formazione rodigina allenata da Van Niekerk e Vittorio Golfetti. Badia che anziché liberare il piede sceglie di mantenere il possesso per cercare una liberazione più tranquilla. Vediamo il mediano Leandro Ramirez che alza un calcio alto nel box su cui accorre Leota, ma c'è un passaggio in avanti e si riprenderà con quindi una mischia ordinata a favore della formazione biancoceleste del Badia, che scende in campo con Barion al numero 15, Gelli 14 ai centri con il 13 Smith e con il 12 Zampolli, Elia. Il numero 11 Riccardo Filippone, alla mediana con il 9 Leandro Ramirez, con il 10 Nicolò Fratini, in mischia con l'8 Fabio Michelotto, il 7 Marco Degani, il 6 Pietro Zulato, in seconda linea col 5 Geronimo Albertario, con il 4 Paride Lupato, con il 3 Juan Barbotti, con il 2 Giulio Stevanin, con il numero 1 Luca Alessandri. Risponde Verona con Mortali a 15, Leali Cortellazzi e Villa, ai centri Ambrosi e Zanatta. Nel frattempo vediamo questa azione di piedi con Nicolò Fratini che calcia profondo di sinistro a scavalcare inizialmente Cortellazzi, ma poi torna sul punto del calcio di battuta il giudice, anzi l'arbitro russo di Treviso, e comanda un calcio di punizione per fuorigioco della formazione veronese, quindi subito opportunità per Verona. Stavamo dando la formazione appunto di Verona, che oltre a Mortali estremo, Leali, Cortellazzi e Villa, i centri Ambrosi e Zanatta, la mediana è Soffiato e Isaia Leota. In mischia poi la terza linea con Zago, Nadali e Liut, in seconda Parolo e Tedeschi, davanti Tuala, Zorzetto e Antonini. Non appena possibile daremo anche i ragazzi in panchina delle due formazioni, quella antracite in trasferta allenata da Zane Heinzel, coadiuvato da Mauro Mariani e Greg Sinclair e del preparatore Filippo Nason, invece quella di Badia allenata da Jan Van Niekerk e Vittorio Golfetti. Vediamo il allenatore Giulio Stevanin al lancio che scavalca le braccia protese di Fabio Michelotto e Verona quindi può impossessarsi dell'ovale. Soffiato che apre una palla subito all'altezza per Giulio Nadali, che trova il riciclo immediato di Mattia Zago per linee verticali. Verona, Soffiato per Leota che scarica per Antonio Zanatta, che prova a penetrare tra la difesa del Badia. Siamo sull'altezza dei 10 metri del metacampo veronese. Teo Antonini che alza per Tomas Parolo. La pressione difensiva finora di Badia funziona bene. Leota abbassa la testa e spinge sulle gambe per andare oltre nel vantaggio. Lo vediamo ancora adesso, questo passaggio lungo con il numero 23 Isaia Leota ha cercato di lanciare immediatamente l'ala Villa, se ne è arrivati alla metacampo. Verona che gioca nel frattempo con un vantaggio. Lo vediamo che l'arbitro va a penalizzare la formazione rodigina perché non ha liberato il punto d'incontro, non è stato rilasciato il placcato da parte del placcatore, quindi pareggia i conti delle penalità a Verona e Michele Mortali potrà guadagnare campo. Siamo proprio all'altezza della linea centrale del campo dei nuovi impianti qui di Badia, magnifici questi impianti molto ampi con due grandi campi in cui viene ospitato tradizionalmente, chiaramente in situazioni di normalità sanitaria, il torneo Pedrini da molti anni, che segna un po' l'avvio della stagione agonistica del campionato maggiore, del top 12 o top 10 con le migliori formazioni di Serie A.
Nel frattempo Verona che è arrivata all'altezza della linea dei 22 metri, lancio affidato a Davide Zorzetto, vediamo la rimessa laterale come andrà, si alza in qualche modo, la recupera, Verona un po' a fatica ma riesce a gestirla, grande battaglia ci sembra in rimessa laterale, lotta sul punto d'incontro, poi alla fine soffiato riesce a servire Giulio Nadali che prova un attimo a fintarsi, nel frattempo abbiamo visto uno scontro di Stevanin con Mattia Zago, avanza comunque soffiato che viene però bloccato, quindi azione ancora per nel raggio stretto attorno al punto d'incontro e forse un'ingenuità della difesa del Badia, pensava di avere strada libera Riccardo Ghelli, aveva visto il pallone già uscito, ma l'arbitro lo ha richiamato dicendo no, era ancora in corso il raggruppamento, quindi calcio di punizione per Verona che decide di puntare i pali con il capitano Michele Mortali quando siamo proprio nei primi minuti di questa partita. Michele Mortali che predispone l'ovale. Non è facile mantenere la giusta misura del tempo, dato che ci sono ormai alcuni momenti in cui il tempo viene fermato, ma cercheremo di dare comunque dei riferimenti. Sono passati ora 4 minuti del primo tempo. Michele Mortali va a centrare i pali, quindi Verona che rompe il ghiaccio del match e si porta sullo 0-3 dopo 4 minuti. Quarto minuto, quindi Michele Mortali che va a segnare. Vediamo come saprà reagire Badia a questa incursione veronese. 2 calci di punizione consecutivi che hanno condotto Verona alla piazzola dentro i 22, 3 punti per Verona con Michele Mortali al solito molto preciso. Vediamo ora Parolo che va all'impatto, cerca una piattaforma per liberare l'ovale Verona, soffiato per Mortali che preferisce una parabola piuttosto bassa, lunga e tesa, un buon calcio di liberazione che porta il gioco all'altezza della linea centrale del campo. Si accendono anche i fari qui ai nuovi campi di Badia, anche se la giornata è ancora bella luminosa e serena, terreno in buone condizioni di gioco, quindi tutte le premesse per un bel match tra le due formazioni. Finora Badia ha ottenuto una vittoria con Udine nelle 4 giornate disputate e un punto di bonus difensivo e a 6 punti in classifica è il 7° posto. Verona ha 14 punti, frutto di 2 vittorie sul campo, nelle 2 sfide in casa con Casale e l'altra domenica con la Tarvisium per 21-5 e poi per i punti guadagnati a tavolino nel primo match giocato a Padova contro il Petrarca che era finito in parità sul terreno di gioco ma che ha visto assegnare i 5 punti della vittoria per una regolarità nel schieramento dei giocatori di prima linea nella parte finale del match da parte dei Petrarchini. Badia che intanto attacca aprendo al largo una bella azione con l'inserimento di Barion, poi Ramirez per Frattini che usa ancora il sinistro per un calcio passaggio molto lungo ma sono partiti davanti i compagni di squadra di Nicolò Frattini, era buona l'idea di questo calcio passaggio piuttosto preciso, si erano già spostati verso il punto di caduta dell'ovale i suoi compagni, Marco Dagan in particolare, ma partiti però davanti alla posizione del calciatore, quindi in posizione di fuorigioco e quindi penalità e Verona che usufruisce del terzo calcio di punizione ancora con il piede di Michele Mortali che va a cercare profondità di campo portando l'azione offensiva Antracite dentro l'area dei 22 metri. Verona quindi in zona rossa, Verona che in panchina pronti poi a subentrare Kevin Zitti, Riccardo Libraron, giovanissimo dell'Under 19 dell'Academy veronese, tra l'altro di origine rodigine, polesane, poi Enrico Galanti, Giacomo Riedo, Bautista Viero, e Leonardo Raveggio, Leonardo Fagioli e Samuele Destro. Intanto Verona riesce a conquistare questa rimessa laterale
costruire una discreta piattaforma, prova a muovere la sua avanzata con questo drive che guadagna qualche metro. Badia ora che si sta riorganizzando per difendere, siamo arrivati a circa 10 metri dalla linea di meta, azione che si sposta ora sul lato sinistro con Badia che cerca di disassare il drive veronese, e poi però un fallo per un ingresso laterale da dietro da parte di un avanti Rodigino, e quindi Verona che può usufruire di un punto più avanzato per organizzare il proprio attacco. Michele Mortali ancora ovviamente in rimossa laterale quando siamo arrivati proprio alla linea dei 5 metri. Quarto calcio di punizione per Verona, sfruttato ancora guadagnando campo. Siamo proprio in zona assolutamente rossa, a 5 metri dalla linea di meta. Rimessa laterale molto importante, pallone che sfugge e poi viene in qualche modo recuperato fortunosamente da Verona, soffiato che può servire Linda Atvala, il pilone sudafricano che è potuto rientrare. Zanatta però placato molto bene da Albertario, da Geronimo Albertario, e poi Leota per l'ala Elia che scende Cortellazzi. Verona che deve tornare indietro, Cortellazzi che spinge sulle gambe, usa il fisico, avanza, cerca di rompere il placcaggio di Barion, porta di nuovo l'azione davanti. Davide Zorzetto all'impatto assistito da Giulio Nadali. Siamo proprio dentro la linea dei 5 metri, attenzione, un pallone che danza per terra, riesce a recuperarlo? No, sfugge purtroppo a Cortellazzi, a Marcello Cortellazzi l'ovale. È stato un passaggio in effetti molto basso di Soffiato che ha scelto ancora il lato chiuso, occasione sprecata per Verona che aveva la possibilità di andare al di là della linea. È riuscita a gestire bene i primi movimenti, recuperando fortunosamente una rimessa laterale che non era stata precisa. Era riuscita poi, è stato bravo Marcello Cortellazzi a ritrovare profondità dentro dell'area dei 22, poi la riapertura sul lato stretto ha visto il pallone scivolare in avanti allo stesso Cortellazzi, e quindi si riprenderà con la seconda mischia della partita, con di ovale ora nelle disponibilità di Leandro Ramirez. Abbiamo le prime linee a confrontarsi: Barbotti, Stevanin, Alessandri con Dotvala, Zorzetto e Antonini. Siamo proprio sulla linea dei 5 metri. Badia che deve allontanarsi da questa posizione, spinta buona di Verona, gira il pacchetto, in qualche modo riesce però Michelotto a recuperarlo, nonostante si porti appresso Soffiato, prova a forzare Liut il punto d'incontro, ma Badia, pur soffrendo un po' in mischia, riesce a liberare, ma la palla ce l'ha ancora Michele Mortali che sceglie di servire Cortellazzi, che trova un intervallo per Elia, pallone basso ma lo recupera bene Antonio Zanatta, 2 contro 1. Vediamo che un po' di egoismo, poi riesce a servire però poi il pallone recuperato però dalla difesa di Badia, giusto perché va a comprimere a terra direttamente il giocatore veronese, ci sembra forse Michele Mortali, e quindi si riprende con un calcio di punizione per Badia. E quindi Badia che sventa ancora questa minaccia, ottenendo calcio di punizione molto prezioso affidato al sinistro di Nicolò Frattini, che riesce a riportare l'ovale fuori dalla linea dei 22 metri. Esce dalla zona rossa Badia, che è riuscita a resistere in queste due folate offensive di Verona. Prima un attacco con il pacchetto con il drive e poi una serie di incursioni affidate alla linea veloce, qualche imprecisione nel passaggio dei giovani veronesi, soprattutto nelle ali brave a trovare gli intervalli. Un po' più difficile finora la gestione precisa dell'ovale, ma Verona che comunque è in pressione, ma Badia che ora sta reagendo con questo drive avanzante ben organizzato. Verona che prova a resistere, un tempo di attesa, deve giocare il pallone ora Badia, sta lottando Tuala. Frattini si trova il pallone tra la clavicola e il mento, ma riesce a recuperarlo. Calcio lungo recuperato bene,
Michele Mortali che finge il calcio e poi serve a palla Giacomo Ambrosi, una doppia finta per liberarsi dell'ala, poi mette la palla a disposizione, è riuscito a liberarsi di Filippone, poi però un passaggio in avanti e quindi ne approfitta Elia Zampolli per recuperare l'ovale. Badia quindi che con Barion e Frattini ora torna in possesso dell'ovale, tutto libero il fianco destro, e vediamo ora il recupero, bello il placcaggio in recupero, però placcaggio senza palla ora di Verona. In effetti ci è sembrato un fallo di Umberto Tedeschi e quindi calcio di punizione per Badia, anzi richiamo ora al capitano Michele Mortali. Situazione un po' confusa di gioco un po' rotto, Verona è riuscita a riconquistare l'ovale, una scelta offensiva di Michele Mortali che anziché guadagnare profondità aveva provato a ripartire liberando Giacomo Ambrosi, che era riuscito bene a disimpegnarsi dal placcaggio di Filippone, ma ora addirittura un cartellino giallo ci sembra di aver visto per Umberto Tedeschi. Probabilmente il placcaggio senza palla, ci sembrava che fosse questo il reato, diciamo così, sportivo commesso dalla seconda linea antracite. E quindi Verona che dovrà giocare ora in 10 minuti, per 10 minuti con l'uomo in meno. E Badia che ora può rendersi pericolosa, avendo anche il vantaggio di un uomo in più, con questa subito rimessa laterale che si porta nel cuore dell'area difensiva veronese dei 22 metri. Vediamo il lancio affidato a Giulio Stevanin, vediamo se Verona cercherà di andare a contendere in aria l'ovale o cercherà di difendere a terra. Sul primo saltatore, lancio sicuro, forse anche leggermente come dire, orientato. Badia che ora sta forzando naturalmente, va a terra poi il portatore biancoceleste. Badia che bussa alla porta dei 5 metri, Lindvat Vala che va subito a cercare di fermare con un placcaggio avanzante l'avanzata di Badia, ma secondo l'arbitro in fuorigioco, e usa quindi il piede con questo calcio alto che riesce molto bene Michele Mortali a prendere, ma Badia stava giocando con il vantaggio. Forse è stato Lindvat Vala che è andato subito all'impatto a placcare e a respingere indietro l'avanzata rodigina, ma forse appunto al di là della linea di fuorigioco, e quindi ancora calcio di punizione per Badia. Verona che non esce dalla zona pericolosa e Badia che ha ancora questa opportunità, sfruttando oltretutto l'uomo in più per il giallo combinato alla seconda linea Umberto Tedeschi. E naturalmente Nicolò Frattini sceglie ancora la rimessa laterale, giocata prima sul primo uomo, affidando poi l'ovale a Luca Alessandri. Vediamo come si andrà ora a giocare questa fase così importante. Ancora davanti, questa volta su pari De Lupato, un'esperienza anche a Verona per la seconda linea di Badia. Badia che con calma lavora, poi Leandro Ramirez finta il passaggio e c'è una percussione di Michelotto. Badia vicinissima, a un palmo dalla linea di meta ormai, arriva vicinissima ma viene respinto ancora, poi trova un varco dall'altra parte e arriva a segnare con questo pick and go. Badia che riesce a capitalizzare questa pressione offensiva, segnando questa meta importante che rovescia l'andamento del punteggio, e Badia si porta sul 5-3 in attesa della trasformazione affidata, immaginiamo, a Nicolò Frattini. Vediamo il giocatore di Badia, stiamo cercando di vedere il numero, sì, è il numero 7, Marco Degan, che ha sfruttato questo pick and go per andare a depositare l'ovale al di là della linea e quindi portare la propria squadra in vantaggio. Trasformazione affidata a Frattini, che centra i pali con sicurezza, e quindi Badia che si issa sul tetto del match in questo momento, avanti per 7-3. Verona non era riuscita a sfruttare prima due punizioni ravvicinate in area dei 22, c'è riuscita invece Badia sfruttando anche l'uomo in più,
prima premendo con il pacchetto e poi con una serie di pick and go, conclusi felicemente al di là della linea magica con il numero 7 Marco Degan, trasforma Frattini, Badia 7, Verona 3. E Mortali che ora è chiamato alla rimessa in gioco con questo drop alto, Albertario a recuperare l'ovale. Al 17° minuto del primo tempo per Borsari Randy Badia, Non è... del numero 7 Marco Degan, trasformata dal numero 10 Nicolò Frattini. Nel frattempo Ian Smith riesce a sgusciare dalle maglie difensive di Verona, Mattia Zago che riparte, Mortali che questa volta sceglie il piede per andare giù lungo, è ben appostato Guido Barion, scambia con Frattini, pedata profonda di sinistra, è ben piazzato Michele Mortali a cui scivola però l'ovale. Un errore per il capitano Antracite, inusuale perché quello di sempre sicurissimo nelle prese, lo rincuora con una pacca a Isaia Leota. Vediamo di apertura proveniente dall'Australia, figlio del trenatore samoano Trevor Leota, passato negli Wasps e nella nazionale samoana. Figlio 21enne, gioca utility back, schierato oggi all'apertura dalla Zain Ansel. Finora non si è ancora messo particolarmente in evidenza, ma domenica scorsa con la Tervisium ha messo mostra le sue qualità con una meta importante. Vediamo se Verona saprà superare questo momento di difficoltà. Torna ancora in attacco Badia con questa mischia che ci sembra maggiormente controllata da Badia, con Michelotto che ha l'ovale, che ora lo usa. Un po' di confusione tra i tre quarti veronesi, pallone che rimane un po' lì, soffiato indemoniato che cerca di placcare tutti, ma alla fine l'ovale arriva largo, parte di Barion che viene respinto da Giacomo Ambrosi. Badia che può ancora però attaccare all'altezza dei 22 metri con Geronimo Albertario che sfrutta il fisico, mette l'ovale a disposizione, Nicola Frattini mette fuori le mani, poi un bel passaggio di Lupato per il compagno, riesce a non farsi imbragare, ancora Frattini che serve con un loop, un bel calcetto interessante, viene poi placcato il portatore, ma mischia 5 perché non ha avuto altra possibilità Marcello Cortellazzi se non andare a schiacciare questo calcetto che anziché indirizzarsi fuori del campo era finito in area di meta, e quindi sarebbe stata una segnatura per la squadra rodigina. Non ha potuto fare altro Marcello Coltellazzi che schiacciare, annullare diciamo così, e concedere però a Badia ora un'altra mischia con questa prima avanzata. Verona che sta giocando in 7 uomini in mischia in questo momento, abbiamo visto prima come avesse anche un po' sofferto l'impatto, quindi la prima necessità per Verona sarà bloccare lo slancio offensivo della mischia chiusa rodigina e poi vedere come difendere. Badia invece ha un'ottima piattaforma per assestare il secondo colpo a Verona, una sorta di 1-2, si alzano in piedi le due prime linee però, e calcio di punizione per Verona che riesce in qualche modo a uscire nel migliore dei modi da questa situazione. Molto bravi i piloni veronesi, Linda Tvala e Matteo Antonini, a costringere la mischia del Badia a stappare e quindi a concedere un calcio di punizione per Verona, che esce da questa situazione pericolosa e potrà avere a disposizione un calcio di punizione per ripartire dai propri 5 metri. Rimane nel frattempo contuso Giulio Stevanin, ha bisogno del massaggiatore. È stata sicuramente una mischia molto intensa, un impatto duro tra le prime linee, non è riuscita a impattare bene, a ingaggiare bene. Badia ha sofferto l'ingaggio, è stata stappata e l'arbitro ha assegnato un calcio di punizione. Punteggio sul 7-3 quando siamo ormai al 20°, a metà di questa prima frazione di gioco. Verona che nei primi 10 minuti aveva impostato l'azione, manovrato l'ovale, gestito le operazioni, ricavandone però soltanto un calcio di punizione tra i pali di Michele Mortali. Poi Badia che ha saputo reagire, trovare l'uomo in più, segnare con la propria terza linea Marco Degan, e poi ancora ora continuare a portare pressione. Verona che sfrutta questo calcio di punizione in maniera parziale, arriva appena all'altezza dei 22,
l'ovale, la rimessa laterale rimane sempre un bel campo di battaglia. Vediamo la chiamata di Thomas Parolo, che è il leader della touche veronese, ha chiamato la touche ridotta a 3 giocatori, alzata bene, palla per Giulio Nadali, ora ovale per Enrico Liut che usa il fisico per andare al di là, libera Simone Soffiato, palla per Leota che sceglie di andare profondo con un calcio ben appostato, Barion riesce in corsa a recuperarlo, si parla con Fratini e poi alza un up and under destro su cui è pronto Mattia Zago, che però vede sfuggire il proprio ovale. Per 2 volte la ricezione sui calci alti non è stata precisa da parte di Verona, era sfuggita prima Michele Mortali, adesso Mattia Zago, e quindi Badia che può ancora rimanere nella zona offensiva, ancora ovale affidato a Giulio Stevanin. Badia che per 2 volte ha scelto il primo blocco. Vediamo ora una touche ridotta a 4. Vediamo Luca Alessandri che fa da portaordini per Giulio Stevanin. Dietro lungo il lancio, arpionato bene però da Mattia Zago, che riesce a leggere lo schema della touche rodigina. Verona che recupera palla, Soffiato un po' indeciso, poi palla per Liut che va all'impatto, placcato da Smith, palla ancora fuori per Leota, passaggio molto largo per Villa che in qualche modo lo controlla. Verona che sta giocando ora con il vantaggio per un fuorigioco della linea veloce rodigina, che è salita troppo velocemente, appunto, andando al di là. Buono il recupero di Mattia Zago, che riscatta così il suo errore di presa con questa bella lettura del lancio del Badia Polesine. Ha intercettato l'ovale, poi l'ovale si è mosso sulla linea, un passaggio lungo di Isaia Leota che ha mostrato le sue proprie qualità tecniche. Calcio di punizione per Verona, profondo e bello questo calcio di Michele Mortali. Verona che torna nei 22 metri, si riaffaccia quindi nella zona difensiva del Badia. Vediamo se sceglierà ancora una formazione a ranghi ridotti per la touche Verona, oppure se giocherà con tutti i giocatori. Si è già collocato a fondo touche Lindat Vala, pilone sudafricano. Partita molto importante questa per le 2 formazioni, perché Verona è chiamata a legittimare qui le proprie ambizioni di classifica. Il Badia che dopo un inizio faticoso sta crescendo e vuole continuare su questa strada. Buono questo ovale conquistato da Thomas Parolo. Verona che allora imposta il drive con l'ovale nelle mani di Zorzetto, a piccoli passi Verona avanza, rimane agganciata e va avanti. Verona che sta con questa buona progressione, ora si ferma l'avanzata veronese, va a terra, deve ripartire ora con il pick and go. Bravo Enrico Liut a sfuggire dal primo placcaggio, forse un po' alto questo abbraccio di Albertario, ma l'arbitro lascia correre, va a creare una prima linea. Leota, 2 finte, viene placcato, mette l'ovale a disposizione per Giacomo Ambrosi che va ancora per vie centrali per fissare il punto. Calcio di punizione, era andato a cercare di catturare l'ovale Badia con Michelotto e forse Fratini, anzi no, Fratini è dall'altra parte, quindi, ma l'arbitro dice no, vi siete sdraiati sopra. E quindi calcio di punizione per Verona. Vediamo se Verona decide di giocare subito la palla con un passaggio molto lungo, giocato però malissimo, veramente un'azione di difficile comprensione. Anziché mettere 3 punti comodi tra i pali, si andava 7-6, ha voluto aprire una palla su un Thomas Parolo che non si aspettava nemmeno il passaggio, l'ha buttata al largo per Cortellazzi che se l'è vista rotolare tra le scarpe e andare mestamente in rimessa laterale. Veramente ingenuità veronese sia nella scelta che nell'esecuzione, e possibilità per Badia di uscire. Vediamo come andrà questa rimessa laterale. Alla fine un meta per Verona, veramente nelle più incredibili delle situazioni, sbagli da una parte e dall'altra. Veramente prima Verona che regala l'ovale a Badia e poi Badia che restituisce il favore con un lancio lungo a scavalcare i propri saltatori, che finisce proprio nelle mani di Davide Zorzetto, talonatore veronese, che prende l'occasione al volo e lancia i suoi chigli al di là della linea a schiacciare l'ovale e a portare Verona quindi
a quota 8 in vantaggio. In questo momento Badia 7, Verona 8, ma davvero curiose le ingenuità delle due formazioni. Comunque Verona segna col allenatore Davide Zorzetto quando siamo attorno al 25esimo del primo tempo, in attesa della trasformazione affidata come sempre al capitano, il numero 15, l'estremo Michele Mortali. Abbiamo suggerito allo speaker qui dello stadio di Badia il nome del marcatore. Michele Mortali fallisce la trasformazione e quindi punteggio che vede ora Badia 7, Verona 8. Una meta per parte, una trasformata per Badia, una non trasformata per Verona, un calcio piazzato per Verona. E quindi Verona che torna provvisoriamente in vantaggio. Scorrono i minuti, vediamo se tra un po' anche Tedeschi potrà rientrare in campo. Ci sembra di sì, che ci abbia scontato la penalità. Del primo tempo per Verona Reggio in meta del numero 2. Vediamo Liut che ora va all'impatto dopo un recupero dell'ovale da parte di Villa, tenuto alto dalla formazione di Badia, riesce poi ad andare a terra, soffiato, pallone un po' difficile da domare, intercettato poi dal Badia. Verona che veramente ha questa tendenza di complicarsi la vita, adesso c'è un passaggio in avanti e quindi mischia ora per la formazione di Badia. E quindi mischia ordinata, ancora una volta affidata a Leandro Ramirez, piano di mischia della squadra biancoceleste del presidente Massimiliano Dolcetto. Primo tempo finora piuttosto equilibrato, con Verona che aveva iniziato meglio, poi Badia che pian piano è cresciuta, poi ora questo recupero di Verona che è ritornata in vantaggio. Ovale ora a disposizione, Badia che avanza bene con la mischia, forse conquista anche il calcio di punizione, sì, ce la fa. Buona la spinta questa volta del pacchetto del Badia, che sulla parte destra è riuscito a mettere in difficoltà la prima linea veronese, è riuscito a girare l'ovale e vediamo se Frattini sceglierà la via dei pali oppure invece va per il bersaglio grosso. Ancora Badia, sì, esattamente così. Ovale che arriva proprio a tagliare la linea dell'out all'altezza dei 5 metri e quindi ancora un'opportunità per Badia subito per tornare in vantaggio, restituire la meta a Verona. Finora piuttosto difficoltosi i controlli in rimessa laterale da parte di ambedue le squadre, sono rare le prese nette, pulite. Vediamo come anche qui si andrà a giocare questa touche, piattaforma fondamentale a 5 metri dalla linea di meta, quando siamo attorno alla mezz'ora ormai del primo tempo, a ranghi interi. Vediamo Albertario che va a mangiare per Michelotto, buonissima questa presa di Michelotto che può impostare davvero un buon drive. Badia che ci sembra avanzare con decisione verso la linea di meta, l'arbitro segna tra l'altro anche un vantaggio e quindi Badia che può giocare tranquillamente. Smith ben placcato dalla difesa veronese, dall'Indo Atvala, ma torna però sul punto. Era una, come dire, superficialità di Giulio Nadali che si fa prendere un po' dal nervosismo e calcia via l'ovale. L'arbitro sta spiegando a gesti, l'arbitro russo di Treviso, che si è trattato di un ingresso laterale, quindi Badia ha un'altra opportunità per aggredire la linea di meta veronese. Frattini chiede la giusta posizione. Vediamo che l'arbitro va ancora a dare spiegazioni agli avanti scaligeri. Momento delicato di questo primo tempo per Verona. Riesce a portarla a terra Badia, a impostare, ma
sfugge l'ovale. Sfugge l'ovale, una buona presa, era proprio, aveva vinto la contesa aerea di qualche centimetro, era riuscito davanti bianco-celeste, ci sembrava lupato ad arpionare l'ovale, ma nella messa a disposizione dei compagni, un colpo sul polso, l'ovale che va a terra in avanti e Verona che può respirare e provare a uscire con questa mischia, questa volta però con introduzione favorevole, anche se c'è da soffrire ora in mischia chiusa, perché abbiamo visto come nell'ultimo ingaggio Verona abbia pagato con un calcio di punizione. Vediamo se Tvala, Zorzetto, Antonini hanno sistemato le cose, supportati da Tedeschi, Parolo. Vediamo ovale introdotto da Soffiato, sembra abbastanza stabile, però Badia che riprende, ma poi va a penalizzare questa volta l'arbitro, perché vede una spinta, diciamo, in diagonale di Alessandri, quindi una spinta volutamente portata per disassare il pacchetto veronese. Mortali può liberare, traiettoria bassa, tiene l'ovale basso per guadagnare più terreno di gioco e arriva a metà tra la linea dei 10 metri e la linea di metacampo di Verona, che può tirare un sospiro di sollievo per questa offensiva rodigina respinta dopo 2 assalti a 5 metri dalla linea di meta. Ancora gioco che non decolla sul piano della continuità e della brillantezza, squadre che stanno mettendo grande impegno, grande agonismo. Touche che rimane sempre difficoltosa e ora viene recuperata da Badia. Ramirez, una finta di Zuliato per andare poi all'impatto. Badia vediamo se proverà a aprire il gioco con Fratini. Sì, va a placcare però Zago solo parzialmente, riesce ad andare via Smith. Vediamo che aveva anticipato i tempi Tedeschi. Villa conquista le palle ovale, scaglia dietro per Michele Mortali, che forse riesce a guadagnare, sì, rimessa laterale quando siamo all'altezza della metacampo. Questa rimessa laterale che rimane sempre un rebus per Verona, davvero di difficile scioglimento, nonostante i centimetri su cui può contare, quelli di Parolo, quelli di Liut, quelli di Zago, quelli di Tedeschi, ma le combinazioni non sono ancora oliate perfettamente. È vero che anche Badia ha avuto qualche difficoltà. Vediamo come andrà ora questa rimessa laterale affidata a Giulio Stevanin, talonatore rodigino. Una mano sola, in qualche modo Ramirez riesce a domare l'ovale. Fratini, sinistro profondo, molto bello, che scavalca Michele Mortali, che lo fa rimbalzare, poi guarda e decide di provare a giocarsela contro il numero 11 e poi farsi portare fuori. Bravo in questo caso Riccardo Filippone a brancare Michele Mortali, che aveva provato a liberarsi nell'1 contro 1 da questa situazione. Rincuorato comunque dai propri compagni, lo spirito di Verona che, anziché, come dire, seccarsi per gli errori dei compagni, va subito a rincuorare chi ha commesso l'errore. Mortali si è visto un angolo troppo stretto per andare di piede, si è pensato anche di usare il sinistro, solitamente ambidestro, l'estremo veronese, poi ha provato ad andarsene, ma è stato ben portato fuori da Filippone e quindi Badia che può ancora avanzare. Questa volta riesce a conquistare l'ovale con Degan. Ramirez che lancia ora proprio Filippone, viene placcato però bene da Zanatta e calcio di punizione. No, molto buona questa volta l'azione difensiva di Verona, molto bravo Aisalia Leota, che è andato proprio perfettamente dopo il placcaggio di Antonio Zanatta a mettere le mani sull'ovale. Era entrato in diagonale Filippone, che adesso sta spiegandosi con i compagni, in particolare con Ramirez. Però non esce il pallone, perché è stato bravo Barion a riuscire a prenderla. La recupera ora Leotta, gioco al piede tra le due formazioni, ha visto una parte sguarnita di campo, la landa giù profondo, pallone che rimbalza in qualche modo, bravo riesce Ghelli a recuperarlo,
e poi però c'è un placcaggio in ritardo assegnato a Villa, che ci aver placcato Frattini dopo il calcio, ingenuità della giovanissima ala veronese. Vediamo l'arbitro russo che va dal giudice di linea Cusano a chiedere spiegazioni. Che qui tutto è nato da un primo errore di Verona, che non ha conquistato la rimessa laterale. È stato lunghissimo il calcio di Michele Mortali, ma non è arrivato al di là della linea. Allora è riuscito a recuperare Barion, da lì è cominciato una piccola partita da tamburello, con alla fine un placcaggio in ritardo senza palla su Frattini. Errore veramente grave questo, però, del giovane Villa, perché dà la possibilità a Frattini di avere a disposizione un ovale prezioso per andare tra i pali e portare di nuovamente Badia davanti nel punteggio che vede Verona avanti per 7-8 qui sui nuovi impianti di Badia. Ma ora la formazione biancoceleste di Van Niekerk e Golfetti ha la possibilità di tornare ancora avanti con questo calcio di punizione affidato al numero 10 Nicolò Frattini, quando ormai cominciamo ad avvicinarci alla parte finale della prima frazione di gioco. E centra i pali con un calcio preciso, proprio quasi non millimetrico, diciamo decimale, perché è arrivato appena al di là della sbarra trasversale, ma ci è arrivato e porta Badia ancora avanti a mettere, quando siamo proprio a un minuto dalla fine del primo tempo, e quindi Badia che rimette la testa avanti di un'incollatura 10-8 quando siamo allo scadere ormai del primo tempo. Ovale per Michelotto che va a impattare su Liut. Ottimo impatto del numero 8 Michelotto. Frattini sinistro profondo, ha controllato con Michele Mortali. Leotta, vediamo come sceglie, prova ad andare con le gambe, riesce a superare per un attimo la difesa, poi prova a usare il fisico, andare avanti, imbragato per aria, vediamo se l'arbitro lascia continuare il gioco. Niente, alla fine decide con mischia alla fine per la formazione di Badia. Leotta era rimasto un po' alto, non era riuscito ad andare a terra e quindi si riprendeva con una mischia per Badia, ma l'arbitro decide che siamo arrivati alla conclusione della prima frazione di gioco. Quindi primo tempo che finisce con il punteggio di Rugby Badia 10 e Verona Rugby 8. A risentirci tra qualche minuto per il secondo tempo di questo recupero della quarta giornata del campionato di Serie A di rugby.
Secondo tempo del recupero del match della quarta giornata tra Badia e Verona, qui sui campi nuovi di Badia. Vediamo che inizia questa ripresa con un vantaggio per Verona, ingenuità eccesso di aggressività, diciamo così, di Riccardo Gelli, che ha voluto andare al di là del punto d'incontro dopo che Liut era stato già portato a terra da Geronimo Albertario, statuaria seconda linea rodigina. Primo tempo che si racchiude quindi sul punteggio di 10-8 per la formazione di casa, che ha messo a segno una meta, il numero 7 Marco Degan, trasformata da Nicolò Frattini. Lo stesso Frattini proprio al 39esimo ha messo tra i pali il piazzato che ha permesso a Badia di mettere la testa avanti in questa ripresa. I punti di Verona invece da una meta di Zorzetto e da un piazzato di Michele Mortali. Zorzetto che ora va alla rimessa in gioco, recuperata da Parolo. Leota, pallo per Zanatta che prova a forzare e a dare al di là. Verona che ci sembra rappartire con un buon piglio. Zorzetto, ma sfugge l'ovale a Verona che forse ora ha avuto un attimo di frenesia di troppo, era partita col piglio giusto, bella rimessa laterale arpionata da Thomas Parolo, la torre veronese, poi palla veloce per Zanatta che ha forzato la linea difensiva polesana riuscendo ad andare al di là, poi però nel proseguo dell'azione ovale che è sfuggito a Verona e si torna quindi a riprendere ora l'azione con una mischia ordinata. Si sono tutto sommato equivalse i due pacchetti nel primo tempo. Verona ha conquistato qualche calcio di punizione, Badia forse un po' più potente ma non sempre in asse, diciamo, la spinta rodigina. Vediamo come andrà questa mischia che ora precipita a terra. L'arbitro vede ancora un crollo, questa volta forse del numero 3 Juan Barbotti, e quindi Verona che ha a disposizione un calcio di punizione, il terzo conquistato del proprio pacchetto di mischia, che tutto sommato sta facendo un buon lavoro. Michele Mortali che ora va a portare con decisione il pallone nel cuore dei 22, un talentuoso estremo Antracite. Primo tempo ha commesso qualche leggerezza, ma ora sta cercando di dare la carica al proprio club, ai propri colori. E ora Verona ha una buona piattaforma in attesa dell'ovale che deve ricomparire da qualche parte. Nel frattempo anche un raggio di sole che va a illuminare i prati degli impianti di Badia, questi nuovi impianti molto belli della società guidata da Massimiliano Dolcetto. Abbiamo il lancio di Davide Zorzetto, recuperato sempre bene da Parolo. Verona che riprova con il drive, finora è andato bene avanti Verona con il drive sempre nei primi 4-5 metri, poi Badia è riuscita a fermare l'azione. Vediamo che ora Zorzetto deve rimanere incollato, si stacca però viene portato quindi a terra. Vediamo che Verona è arrivata però all'altezza della linea dei 5 metri, parte con Lindvat Vala che usa bene il suo fisico, bello questo impatto. Ora campo aperto, Leota che dà un pallone lungo per Villa che può trovare un varco e arriva a segnare. Ce la fa, ce la fa. Bel passaggio di Isaia Leota a scavalcare tutta la linea veloce veronese, passaggio di 20 metri in velocità che viene recuperato dall'ala Villa che riesce ad andare, Elia Villa, al di là della linea di meta e a rovesciare ancora una volta l'alternanza del punteggio. Questa volta la bilancia pende su Verona, sul piatto veronese, quando siamo proprio all'inizio della ripresa. Quindi Verona che riparte nel modo giusto, rimettendo la testa avanti. Prima ha bussato con il drive sul lato destro del campo, poi dopo una bellissima penetrazione di Lindvat Vala ha giocato questa palla al largo che è arrivata a destinazione con le prolunghe di Elia Villa. Centri e pali Michele Mortali
aveva fallito la trasformazione della precedente meta Antracite, ha rimesso a posto il mirino, il piazzatore veronese, il Blateador Antracite. Altri 2 punti quindi in Carniere e Verona che passa a quota 15 ora, quindi una meta di vantaggio, 5 punti per Verona, Badia 10, Verona 15, quando siamo attorno al quinto minuto della ripresa. Ancora tutta da vivere, tutta da giocare questa partita che vale per il recupero del quarto turno del campionato di Serie A. Buona la presa di Liut, poi ma buono anche la difesa e il recupero di Stevanin. Era stato molto bravo Enrico Liut, era stato molto bravo Liut a recuperare al volo questo vale, a impostare un'incursione, ma dopo aver rotto il primo placcaggio è stato poi preso tra 2 avanti biancocelesti, ha messo bene le mani Giulio Stevanin, il numero 2, conquistando un prezioso calcio di punizione che ora Nicola Frattini cerca di convertire, mettendo l'ovale tra i pali, circa una trentina di metri dalla porta veronese. Frattini che arma il suo sinistro. Però troppo laterale il vediamo che c'è una situazione abbastanza particolare, un passaggio in avanti in area di meta, vediamo, c'è l'arbitro lì, niente, si riprende con una mischia ai 5 metri. Verona veramente sta riuscendo a complicarsi la vita in tutti i modi possibili in questa partita. Ora un calcio sbagliato di Frattini con il pallone che era scivolato alla sinistra dei pali, recuperato con imprecisione da Verona, pallone che rimbalza in avanti, mischia per Badia a 5 metri. Buon ingaggio di Badia che ora può con Michelotto provare a partire, cerca di aggirare l'arbitro, Giulio Nadali cerca di tenere in piedi l'ariete Rodigino, Ramirez, l'impatto con Zuliato, ancora fuori Frattini, naviga al largo Badia, sale però la difesa veronese, però è ancora in attacco, Liut che va all'impatto, Badia che può ancora lavorare ora con il pilone Barbotti, sceglie il lato stretto del campo, subito a placcare ancora Verona che cerca di difendere quando siamo ancora nel cuore però della zona difensiva. Ramirez cerca una finta di evadere in questo modo e conquista, non riusciamo a capire se sia un calcio di punizione, sì, per Verona. Ingenuità, perché Verona stava difendendo veramente bene, Verona con calma, con buoni placcaggi, però l'arbitro dice che il placcaggio di Nadali è arrivato alto sul mediano Ramirez e quindi tutto vanificato e si ritornerà con un calcio di punizione per Badia, che può quindi installarsi nuovamente nella zona rossa, purpurea diremo, perché arriveremo a 5 metri dalla linea di meta. Forse un cambio nelle file Antracite. Nel frattempo approfittiamo per ridare le formazioni con Badia che schiera all'estremo Barion, alle ali Ghelli e Filippone, ai centri Smith e Lia Zampolli, alla mediana Frattini e Ramirez, poi Michelotto, Degan e Zuliato
isolato in terza linea, Albertario Lupato in seconda, Barbotti, Stevanin, Alessandri davanti, Verona con Mortali estremo, Cortellazzi e Villa Leali, Ambrosi, Zanatta ai centri, Leota e Soffiato la mediana, Zago, Nadali, Liut in terza linea, Parolo, Tedeschi in seconda, Tvala, Zorzetto e Antonini davanti, e Frattini che torna invece a scegliere le vie dei pali, quindi non va ancora per il territorio, più agevole forse questa possibilità per il numero 10 di Badia, esperto mediano di apertura, che mette tra i pali questo vale. Badia che accorcia e arriva a solo 2 punti da Verona. Ora Badia 13 e Verona 15. Quando cerchiamo di dare un punteggio. Al 10° minuto del secondo tempo, per Borsari Rugby Badia 1981, calcio piazzato del numero 10 Nicolò Frattini. Siamo infatti al 10° della ripresa, ancora 30 minuti di battaglia tra le due formazioni con punteggio totalmente aperto. Badia 13 con questo piazzato di Frattini, Verona 15. Michelotto a recuperare l'ovale, placato da Liut. Palla un po' alta per Frattini che ha un angolo stretto e è uscito il numero 4 Umberto Tedeschi, è entrato il numero 24 Giacomo Riedo. Nel frattempo abbiamo sentito anche dallo speaker dello stadio di Badia il cambio nelle file antracite con l'uscita di Umberto Tedeschi e l'ingresso di Giacomo Riedo nelle file veronesi. Aspetta, seconda linea con il numero 24. Vediamo in primo blocco, vediamo Zorzetto come sceglierà di giocare questa ovale. Recuperato da Zago, Verona che prova a impostare un drive all'altezza dei 22 metri con Antonini e Zorzetto sulla avanzata sulla destra. Verona che avanza, prova a riorganizzarsi, Zorzetto però che si è isolato, continua un po' a rotolare, ovale per terra. Lindatvala usa il fisico come sempre, il pilone sudafricano. Pallone dimenticato però dietro. La prima azione di Riedo non va, pallone che viene perso, anche se sembrava smarrito all'indietro, ma l'arbitro era a un passo, sicuramente avrà visto meglio e ordina quindi una ripresa con una mischia a favore della formazione di Rovigo. Ne approfittano per prendere fiato Zago per sistemarsi la scarpa, Liut per riprendere fiato. Partita apertissima, Badia 13, Verona 15. Nel frattempo cambia la prima linea del Badia, escono con il numero 1 Luca Alessandri e il numero 3 Juan Barbotti e credo entrino. Vediamo ora di vedere i nuovi entrati con il 17 Davide Barbuiani. Forse ci sembrava Nicola Colombo, l'altro giocatore è entrato. Daremo ragguaglio tra qualche minuto, quando potremo vedere il numero oppure sentire l'annuncio ufficiale della formazione. Quindi allenatori Van Niekerk, Golfetti da una parte, Ansel e Mariani dall'altra, che pescano giustamente energie fresche dalla panchina. Subito a terra questo primo ingaggio. Mischia che è ancora a terra, però Giulio Stevanin, allenatore di Badia, che sta disputando un buon match, si è fatto notare soprattutto per un paio di recuperi difensivi, conquistando un paio di tenuti preziosi. Ora però ci sembra sofferente, è rimasto l'unico in campo ora della prima linea originaria. Cambio invece per Barbotti e Alessandri. Ingresso per Barbuiani e ci sembra per Nicola Colombo. Ne approfittano anche i giocatori antracite per dissetarsi. Domenica prossima, per la sesta giornata, ambedue le formazioni in trasferta, Verona sul terreno del Paese, terreno trevigiano del Paese, e Badia a Valpolicella. Il numero 1 Alessandri Luca Suona e il numero 3 Juan Barbotti.
con i numeri 16 Nicola Colombo, 17 Davide Barbuiani. Sì, arriva la conferma, sono proprio Colombo e Barbuiani i nuovi ingressi. Parte Michelotto, sfugge per un attimo a Liut, poi viene preso da Zago che prova a tenerlo in piedi, riesce in qualche modo a tenere l'ovale. Il buon numero 8 di Badia, subito all'impatto Barbuiani. Qualche scaramuccia tra giocatori, ma niente di che. Ramirez alza ora l'ovale, Leota a recuperare dritto per dritto. E c'è stato un impatto, dire, un po' al limite tra Leota e un giocatore di Badia. Ci è sembrato che si è difeso con la spalla Leota dal placcaggio. È finito a terra il giocatore del Badia. Vediamo che vanno subito dal giudice di linea Rebuschi i vari giocatori del Badia, Frattini, Colombo, Ghelli. Vediamo ancora deciderà il giudice di linea con l'arbitro. Stanno parlando tra l'altro di due capitani. Stanno parlando di due capitani, Mortali e Frattini. Nel frattempo sembra che si stia riprendendo il giocatore del Badia, non riusciamo bene a capire chi sia. Si rialza nel frattempo. C'è un colpo sul collo, ma ci è sembrato un impatto sinceramente più fortuito tra Ian Smith. Certo si è difeso con la spalla, il braccio a Isaiah Leota, ma l'arbitro ha ravvisato, vediamo ora, forse un colpo irregolare, sta spiegando, dice si è alzato troppo il braccio. E ci sembra che decida per un calcio di punizione per Badia, senza altri provvedimenti, affidato a Barion. Quindi decide per un calcio di punizione per Badia, non facendo seguire a questa decisione un'espulsione temporanea per Leota, e quindi Badia che però ora può nuovamente affacciarsi alla porta dei 22 metri per portare l'assalto ancora alla linea di difesa, alla linea di meta Antracite del Verona. Vale ancora per Stevanin, qualche finta, poi ovale ben recuperato stavolta, ci sembra, da Degan. Verona che deve cercare di tenere, Badia che prova ancora ad avanzare, vale ora risocchiato a terra Ramirez, Frattini, anzi no, scusate, era stato Zampolli a provare a forzare. Ramirez che danza un po' tra le linee, poi placcato dal diretto rivale soffiato. Frattini allora a servire Degan. Badia che ora sta usando tutta la propria energia per avanzare sulla corsa Zulato. Ancora Ramirez a cercare di evadere, placcato da Soffiato e da Zago. Vediamo che corre Colombo a fare da mediano, sceglie pure il lato chiuso sull'asse, ma fa buona guardia Antonio Zanatta. Badia che insiste ancora con Barbuiani, azione insistita di Badia sostenuta dal pubblico di casa che legge il momento importante della partita. Legani placcato da Riedo, finisce a terra ma Badia conquista campo ancora, siamo ormai in mezzo ai 22 metri, palla al largo, prova a navigare e resiste a due placcaggi Zampolli. Azione qui pigra la difesa veronese, non è riuscita a intervenire con decisione, ha concesso altri 10 metri importanti per Badia che ora è a 5 metri soltanto dalla linea di meta. Vediamo che Barbuiani
prova ad entrare. Siamo veramente a 2 metri ormai dalla linea di meta, forse anche meno, veramente a un passo Badia dal varcare per la seconda volta nella partita la linea veronese. Sono tutti raggruppati i giocatori rodigini. Verona in trincea che cerca di resistere a questa offensiva, una finta, forse un mezzo velo anche a dire la verità, però l'arbitro lascia giocare. Ancora Badia che insiste. Siamo proprio nella zona a 2 metri dalla linea di meta. Verona in trincea che cerca di resistere in tutti i modi, ma ora calcio di punizione secondo l'arbitro per Badia. Verona ha commesso fallo, segna, parte subito Michelotto all'assalto a scontrarsi nuovamente con gli avanti veronesi, tenuto alto, forse una mezza ingenuità, però riesce ad andare a terra alla fine e metterlo vale a disposizione, prezioso, e quindi Badia che può ancora bussare con forza, mette le mani Verona ma finisce ancora a terra. Lo vale azione davvero lunghissima, concitata, corpo a corpo, di straordinaria intensità, di agonismo. Badia che sta mettendo tutto se stesso, Verona che sta facendo di tutto per resistere a Albertari, a usare i suoi chili. Ancora attorno al pacchetto Michelotto, Antonini lo tira a terra, ma siamo lì ancora un metro a insistere Badia, Verona a provare di resistere, palla al largo adesso Fratini, 2 finte, placato forse alto, però è anche vero che si era abbassato poi repentinamente. Ancora l'arma bianca, si continua, Albertario placcato, questa volta ancora un fallo di fuorigioco di Verona che non riesce a uscire, a riconquistare l'ovale, e Badia che quindi anche se non dovesse ora varcare la linea di meta avrà a disposizione un altro tentativo perlomeno, e forse anche potrebbe decidere anche di usare un cartellino giallo. Nel frattempo vediamo che torna infatti sul punto dell'infrazione Verona, anzi l'arbitro, e vediamo se deciderà di usare il cartellino giallo quando siamo arrivati più o meno alla metà del tempo, veramente in un momento fondamentale della partita. Badia 13, Verona 15. Quando siamo arrivati attorno al 16° del secondo tempo. E ora i colpi si fanno sentire. Vediamo se Badia deciderà di andare in rimessa laterale oppure di usare il piede di Fratini. Peccato per Verona perché aveva veramente difeso con ardore, con cuore, anche bene, per questi lunghissimi 5 minuti nei propri 22 metri, anzi nei propri 5 metri a dire la verità, ma alla fine sono arrivati alcuni calci di punizione dati per fuorigioco, dice che insomma anticipata la salita veronese, e alla fine Fratini decide di puntare i pali perché questo calcio metterebbe Badia con la testa avanti, lo porterebbe sul 16-15, proprio di un solo punto, ma davanti alla formazione antracite. Il secondo tempo vede finora prevalere Verona per 7-3, ma qui questo piazzato potrebbe portare a 6 i punti della ripresa di Badia e soprattutto portare a 16 i punti totali, che vorrebbe dire ancora la testa del match. Si concentra con la Fratini con il suo sinistro, siamo ai 15 metri, non va, ha dato l'illusione dalla tribuna di centrare i pali, il sinistro delle mediano di apertura di Badia, se la cava Verona che mantiene questi 2 punti di vantaggio. Cambi ora forse nelle file, vediamo che ci sembra l'arbitro chiamare, sì, con l'aiuto dei giudici di linea, a segnalare i cambi sia nelle file biancocelesti del Badia che nelle file antracite di Verona. Sono pronte nuove forze della panchina, ci pare di vedere Bautista Viero per Verona, pronto a entrare, il giovanissimo 19 anni, seconda linea, che entra al posto di Giulio Nadali, altro giovanissimo veronese, terza linea, cresciuto nella Benetton,
nell'Academy veronese, che con il 26, sì, è proprio lui, Bautista Viero, convocato recentemente anche con la nazionale Under 20. Insieme a Enrico Galanti, pilone che ha giocato le prime 5 partite e ora è in panchina. Nel frattempo carica Zulato, si riprende dalla linea di metacampo. Ingenuità di Zorzetto. Calcio di punizione per Badia. Cioè, eccessi di foga, eccessi di agonismo, certamente, non falli cattivi, non falli intenzionali, ma però pesanti, perché Verona aveva appena scacciato la minaccia, ricacciando a metà campo Badia, regala un altro calcio di punizione che non porta frutto se non ancora l'ovale per Badia, che se ne va in rimessa laterale all'altezza dei 22 metri. Verona Rugby ha sostituito il numero 7 Giulio Natali con il numero 26 Andrea Viero Bautista. Vediamo si rischiera la mischia biancoceleste, qualche finta, ovale poi viene recuperato da Badia che imposta il drive, va a spingere alla ricerca magari di un altro calcio di punizione che sarebbe prezioso, chiama a tempo l'arbitro, Ramirez va a cercare l'ovale che finisce a terra, l'arbitro dice guarda che puoi usarlo, è laggiù. È veramente finito nel pozzo della mischia questo ovale, ma poi altro errore di Badia, e qua Bautista Viero che veramente è vittima della propria giovanile impulsività, va a mettere le mani nel raggruppamento e a prendersi un calcio di punizione che porta ancora una volta Badia a poter installarsi nella zona dei 22 veronesi. E vediamo giustamente l'arbitro richiama il capitano Michele Mortali, dice ragazzi non potete continuare a commettere falli. Prossimo fallo, direi abbastanza automatico il cartellino giallo, perché veramente arbitro che torna all'altezza di 22 metri, angolo un po' stretto per Frattini ma che riesce però a trovare una buona rimessa laterale e siamo ancora lì ai 5 metri. Verona che ora deve faticare di nuovo per uscire da questa situazione difficile. Preziosa questo ovale catturato da Badia che imposta bene il drive e ci sembra aver messo le marce giuste per andare a segnare. Eccola qua la meta di Badia, era nell'aria. Anche se il marcatore rimane a terra, che ci sembra sia stato Nicola Colombo, ma non sono su. E d'altronde Verona non può difendere solo con i falli. E ora tutto da ricostruire per la formazione Antracite, che va sotto intanto 18-15 in attesa della trasformazione di Frattini, che potrebbe portare a 20 i punti di casa. Drive davvero ben impostato questa volta da Badia, che ha preso il tempo, come dire, alla difesa scaligera, è andata a schiacciare in meta appunto con Nicola Colombo. Quindi 18-15 in attesa della trasformazione. E riesce la trasformazione di Frattini, che mette a segno il calcio più difficile dopo averne falliti 2 più agevoli, ma soprattutto porta di 5 punti avanti Badia, quando siamo ormai alla metà del secondo tempo, forse anche avanzata. Cambi nel frattempo alle file veronesi, esce Matteo Antonini
Vediamo se Verona riuscirà a invertire la rotta al 26esimo minuto in quest'ultimo quarto d'ora. Per Borsari Rebbi Badia, meta del numero 16 Nicola Colombo, meta trasformata dal numero 10 Nicolò Fratini. Ecco i cambi per Verona, entrano Kevin Zitti e Enrico Galanti, cambia la prima linea, quindi escono Matteo Antonini e Linda Tvala. Buona partita di Tvala, anche quella di Antonini. Buon placcaggio subito di Zitti a impattare Gelli. Ramirez. Verona Rugby ha sostituito il numero 1. Calcio però diretti. Il numero 3 Linda Tvala con i numeri 16 Kevin Zitti. Verona ha un quarto d'ora a disposizione per rovesciare il punteggio, ma deve assolutamente trovare più concentrazione, ridurre gli errori, i falli inutili, concentrare sulla conquista dell'ovale, lavorare con calma, con precisione, sfruttare le qualità tecniche che ha per rovesciare questa partita che aveva recuperato all'inizio di ripresa e che ora lo vede di nuovo sotto per 5 punti qui sul terreno del Badia. Bella presa di Thomas Parolo. Verona che prova ora a impostare il drive. Vediamo che c'è una lotta furiosa attorno a questo pacchetto a Verona, però che sta andando bene, sta avanzando bene ora, sta avanzando bene con Enrico Galanti e qui giustamente un fallo perché Albertario ha trascinato a terra il resto del pack veronese e l'arbitro torna quindi sui propri passi. Quindi Verona che cercherà ora di replicare a ciò che ha saputo fare molto bene Badia pochi minuti fa, quando era riuscita a varcare la linea di meta con un poderoso drive, una rolling maul inarrestabile che aveva portato Nicola Colombo a schiacciare al di là della linea di meta. Nel frattempo cambio, esce Davide Zorzetto ed entra Libralon, ci pare. Esce anche Thomas Parolo, seconda linea, non capiamo bene perché è entrato mediano il talonatore con il 17 Libralon, ma esce la seconda linea. Adesso vediamo a chi sarà affidata la touche, probabilmente forse passerà Zorzetto in terza linea. Non è chiarissima ora la composizione scelta da Zein Ansel. Buona questa rimessa laterale. Verona che cerca ora di andare avanti, ma viene fermata a 2 metri dalla linea di meta. Con ovale a terra, Verona che deve ripartire attorno al pacchetto. Albertario subito a usare il fisico per tenere indietro Verona. Caschetti che volano. Battaglia furibonda. Libralon che abbassa la testa. Verona che allarga il gioco. Intervallo buono per Giacomo Ambrosi che può arrivare fino in meta, ma viene tenuto alto, peccato, non è riuscito a girarsi purtroppo Giacomo Ambrosi. È stata bella l'azione di Verona, aveva aperto subito al largo, un bel passaggio di Leota, c'era giusto l'intervallo per Giacomo Ambrosi che aveva forse le gambe leggermente larghe, non è riuscito subito a scattare con cambio di velocità, ha trovato il buco giusto, è arrivato al di là della linea, ma quando ha dovuto girarsi non ha trovato il corpo dell'avversario e si riprenderà quindi con un drop della linea di meta da parte di Badia. Non riesce quindi Verona a sfruttare questa occasione di un doppio calcio di punizione. Il drive è stato fermato. E poi calcio lunghi, infortunio diciamo così di Fratini che Riedo che viene intanto servito. Rientriamo in cronaca per Leota, per Michele Mortali che raddrizza, viene preso forse un po' alto, l'arbitro lascia andare. Verona che quindi è ancora nell'altezza dei 22 metri con Zitti
Ora un calcio di punizione per Verona. In effetti sono un po' alti questi placcaggi e quindi Verona che però può giocare con l'ausilio del vantaggio. Simone Soffiato, un calcetto che forse nemmeno il miglior Valentino Rossi con la sua moto avrebbe potuto prendere. Ma Verona che giocava con il cuscino del vantaggio e si riprenderà con un calcio di punizione quando siamo proprio a 7-8 metri dalla linea dei pali. Va per i pali Verona, se mancano ancora poi 10 minuti abbondanti, e quindi preferisce accorciare le distanze, portarsi idealmente sul 20-18 per poi avere a disposizione magari anche semplicemente un piazzato per rimettere la testa avanti in questo match. Certo, una segnatura pesante avrebbe comportato altre situazioni, ma preferisce capitalizzare questa volta Verona, a differenza di quanto fatto anche nel primo tempo. Un paio di buone azioni qui di Verona, che non hanno avuto fortuna. Ha avuto Ambrosi che era andato al di là della linea di meta, ma è stato, vuol dire, imbragato proprio nel momento del tocco. Mortali con sicurezza tra i pali. Badia 20, Verona 18. Quando siamo ormai nel rush finale di questo match di recupero della quarta giornata del campionato nazionale di Serie A di rugby tra il Borsari Rugby Badia 1981 e il Verona Rugby, comincia a alzarsi un vento freddo che qui sulle tribune dei nuovi impianti cambi nelle file del Badia. Esce anche Soffiato, entra il giovane mediano Fagioli, Riccardo Fagioli, da fondo a tutta la panchina Zain Ansel. Escono Antonio Zanatta con il 12, entrerà probabilmente Raveggi con il 21 e con il 25 Leonardo Fagioli. Al 34esimo minuto del secondo tempo, calcio piazzato. Insiste Verona Rugby del numero 15 Mortali. Insiste quindi con la linea giovane, giustamente Zain Ansel. Sono tantissimi ragazzi cresciuti nell'Accademia Veronese di 17, 18, 19, 20, 21 anni che sono in campo, che stanno facendo esperienza, quindi è chiaro che commettono anche errori, ma mostrano lampi davvero di una qualità che potrebbe essere interessante. Mortali che si trova però subito preso da Marco De Gan. Enrico Galanti va a usare i suoi chili. Zago per Leotta che cerca ancora il sostegno di Zago, vale fuori per Giacomo Ambrosi che prova ad andare via. Buona qui Verona che sta finalmente aprendo, spiegando le ali in questa parte finale del match. Abbiamo infaticabile comunque lavoro in difesa di Marco De Gan. Leotta, passaggio lungo per Michele Mortali che ci mette le mani, raddrizza la corsa, offload per Villa. Beh, viene preso al collo il povero Villa da Michelotto, involontario ma cartellino giallo. Pubblico che protesta, ma direi tutto sommato ineccepibile questa decisione. Probabilmente Michelotto sicuramente non aveva intenzione di prendere al collo il povero Villa, ma lo ha fatto, è stato proprio plateale, palese, e il giudice di linea ha subito alzato la bandierina e non ha potuto far altro a quel punto anche l'arbitro russo di Treviso che dare 10 minuti praticamente fino al termine del match, visto che siamo entrati proprio negli ultimi minuti della partita. Mortali che forse avrebbe potuto anche pensare di andare per i pali da lì, ma ha considerato che è anche una gittata buona la sua pedata, ma ha scelto da rimessa laterale. E quindi Verona che si è portato ora dentro i 22 metri dei Badia, questa fase palpitante della partita.
Ovale che rimbalza fuori, Zorzetto che riesce ad andare avanti, placcato proprio per le caviglie da Ramirez. Zago che ha preso intanto un colpo, va Riedo all'impatto. Palla per Leota, Raveggi che deve per forza rientrare. Zorzetto che viene placcato sulla linea. Verona che insiste ancora con Enrico Galanti a usare il fisico. E questi potrebbero essere 3 punti tutto sommato buoni per Verona. Vediamo cosa deciderà. Sì, l'arbitro spiega bene il motivo della scelta. Quando era andato, ci è sembrato sempre Stevanin a contrastare Galanti, che era entrato in percussione, era andato a mettere le mani sull'ovale, forse anche in maniera efficace, ma si era appoggiato con le 2 mani a terra. Ho visto chiaramente il gesto dell'arbitro a indicare come avesse calcato i palmi a terra Stevanin, e quindi ha commesso una irregolarità che l'arbitro ha sanzionato, assegnando questo calcio di punizione per Verona quando siamo arrivati agli ultimi minuti di gioco. Punteggio Badia 20, Verona 18. Michele Mortali dalla piazzola. Che insacca con precisione. Verona quindi che rimette di una sola incollatura la testa avanti, 21-18. Tempo regolamentare praticamente quasi scaduto, ma ci sono sicuramente diversi minuti di recupero da giocare. E quindi partita ancora tutta da decidere. 37esimo minuto del secondo tempo per Verona Rugby, calcio piazzato del numero 15. Badia che giocherà ora in inferiorità numerica per il cartellino giallo combinato a Fabio Michelotto. Usciti il numero 12 Zanatta, 9 Soffiato, 2 Zorzetto. Ha rischiato Liut moltissimo. Vediamo ora, vediamo Libralon, proprio lui all'ingresso. 22 Fagioli. Mortali che libera al piede, però il calcio rimane. Un strano stop di Barion, che però riesce in qualche modo a servire Nicolò Frattini, che alza un bel calcio, recuperato ancora da Mortali. Ora scelgono di usare il piede le due formazioni, tutte e due giocando, come dire, dei grabber rasoterra. Barion che poi sceglie di andare per il lato stretto del campo, viene placcato all'altezza dei 10 metri, quindi Badia che sceglie di usare ancora il piede con Frattini. E sceglie di usare il mark, ci sembra che sia Raveggi o forse Marcello Cortellazzi in realtà, scusate, dall'altra parte. Vediamo se deciderà di servire Mortali. No, vada direttamente lui, rimessa laterale, calcio discreto, che però l'angolo era molto stretto, quindi anche se lungo taglia l'out poco prima dei 10 metri, e quindi Badia che ha questa opportunità, forse anche il tempo di rimettere in gioco l'ovale, ha preferito affidarsi alla rimessa laterale. Partita ancora quindi tutta da giocare, con Badia che ora è in attacco sotto di un solo punto. Verona quindi che deve stare attentissima a difendere. Pallone forse un po' storto, l'arbitro lascia giocare, battaglia sul punto d'incontro ed eccolo qua il calcio di punizione che Badia aspettava. Badia che tra l'altro sta andando avanti con il gigantesco Albertario, che sta giocando con il vantaggio. Badia che sta ancora insistendo all'altezza dei 22, buon placcaggio sul mediano. Vediamo se tornerà sul punto del calcio. Il tempo ci sembra che
stia anche cominciando ad arrivare qualche goccia di pioggia, e naturalmente Frattini che cercherà la via dei pali perché siamo proprio allo scadere. Quindi partita che si gioca davvero ora sul filo di lana e sul filo dei calci piazzati. Il Bertario che zoppicando si avvia verso la linea laterale, aiutato dai sanitari. Ottima partita del gigantesco seconda linea. Frattini che arma il suo sinistro per questo calcio così importante, quando siamo proprio negli ultimi minuti del match. E centra i pali e Badia che si porta avanti di 2 punti, 23-21, quando siamo ormai nell'extra time di questo match, perché siamo al 40° di fatto della partita, ma stiamo parlando di tempo probabilmente senza tener conto delle interruzioni dei recuperi, quindi sicuramente ci sarà ancora qualche minuto di recupero per disputare ancora questo finale palpitante del match, che ha visto di nuovo Badia tornare avanti per 23-21. D'altronde era importante non commettere mischia. Ora a metà campo, pubblico naturalmente galvanizzato da questo vantaggio di Badia, che ora ha questa mischia a disposizione. Si alza il grido Badia Badia, sono invece sulle spine i tifosi supporter scaligeri. Giovanissima la prima linea ora veronese, con Zitti e Galanti, Zorzetto e Libralon in terza linea. Per Borsari Reggio Badia, calcio piazzato del numero 10 Nicolò Frattini. Nel frattempo aumenta la pioggia qui per questo finale di tempo. L'arbitro fa ripetere Badia che sta giocando in 7 in mischia. Forse ha inserito un giocatore, anzi 8 contro 8, per compensare l'assenza di Michelotto. Verona che dovrebbe cercare guadagnare questo calcio di punizione con questa mischia. Sarebbe forse l'ultima opportunità per la formazione di Zen Ansel e Mauro Mariani. E infatti la conquista Verona, e calcio di punizione anche per Verona, forse poteva anche lasciare giocare. Verona che può decidere ora se andare a un chilometrico piazzato con Michele Mortali o se andare in rimessa laterale. È stata veramente travolgente questa volta il pacchetto veronese. Solo l'arbitro poteva forse lasciare un attimo di vantaggio, perché Leota aveva preso il vantaggio dell'ovale sul piede avanzante, ma Verona che va per il territorio. Siamo all'altezza della linea dei 22 metri. Precedenza Borsari Reggio Badia sostituito dal numero 6 Pietro Giulato con il numero 18 Nicolò Chimera. 23-21. Vediamo ultime battute di questo match certamente palpitante dal punto di vista agonistico, con tanti rovesciamenti di risultato e di fronte, un po' più frammentato sul piano del gioco, con sprazzi di bei momenti di rugby, altri segnati da molti errori, alcune imprecisioni, ma vediamo, si alza bene qui Verona, prova ora ad avanzare con il drive, importante per Verona questo momento. L'arbitro dice guarda che devi usare il pallone, dice tanto dietro,
Michele Mortali raddrizza la corsa, si porta in mezzo alla difesa a 5 metri, recuperato da Leota che manda avanti Zorzetto, tenuto un po' alto a dir la verità. Tutti quanti che provano ad andare avanti, tutti quanti che provano a spingere. Vediamo che l'arbitro cosa decide. Tenuto alto e finisce qua la partita. Finisce qua la partita e vince il Badia 23-21. E possiamo concludere qui questa cronaca del match che ha visto Verona soccombere per 23-21 sul terreno del Badia nel recupero della quarta giornata. Domenica prossima Verona che giocherà a Paese. Arrivederci alla prossima partita. Da Davide